Martin Star, una Coppa Italia insomma un po' amara, 2 partite qui in casa, 2 sconfitte, però insomma sento il rumore dei tuoi pensieri, questo non è il Montecchio che tu vuoi, no? No, prima buonasera a tutti, piacere stare con te un'altra volta. Sì, veramente 2 sconfitte a casa, penso che con Tartina abbiamo giocato anche bene, anche oggi. Poi viene il 2-1 dopo il rigore nostro, para fare il 3-1 e 3-2 per loro. E dopo abbiamo sbagliato tantissimo in porta, bravo il portiere loro, e se nell'occhio non mette la pallina nella porta, dopo va all'altra parte. Sì, abbiamo visto un primo tempo in cui c'era stato un po' più di Sandrigo che di Montecchio, un Sandrigo molto più ordinato, poi invece nel secondo tempo abbiamo visto l'esatto contrario, cioè un Montecchio molto più attento in difesa, è riuscito ad andare anche insomma bene in avanti, però si è trovato a mio avviso un Christian Cocco in forma olimpica e poi insomma lì davanti gli ex giocatori di A1 fanno la differenza. No, sicuro. Te l'hai detto, il portiere loro ha parato tutto e quando uno va e tira e il portiere para, il giocatore comincia un po' a fastidiarsi, un po' a non sai che cosa si può fare, però niente, se deve lavorare di più, è una squadra quasi nuova questa, pensa che aveva Riccardo Toneaso che giocava la prima volta, ha segnato, giovani, anche 2 o 3 giovani, però niente, si gioca, si allena e basta. Ultima domanda, coach, anche l'anno scorso, se ti ricordi, Montecchio aveva un po' singhiozzato in Coppa Italia, non aveva fatto delle gran partite, doveva essere registrata la squadra, e poi invece un campionato in cui qualche soddisfazione ve la siete presa, siete riusciti a salvarvi come del resto tutte le squadre un po' verso la fine della stagione. Insomma, quest'anno che Montecchio vedremo in campionato, ti chiedo? Quest'anno il Montecchio è partita tra partita, ok? E la Coppa Italia noi la vogliamo vincere tutte le partite, ovvio, però siamo conscienti che è una squadra nuova, un spagnolo che è un altro hockey, è tutto diverso e come ti ho detto prima, si deve lavorare e basta. Va bene, ti ringrazio e alla prossima. Grazie a te. Ciao Martin.